Un popolo in preghiera. 8 settembre. Voci, immagini. La storia si ripete, una storia di fede, di devozione, di vicende straordinarie che legano i vicentini a Monteberico, al santuario, a questa sommità di colle, a 124 metri sul livello del mare, in sospeso tra il cielo e la terra, dove nel 1426 per la prima volta apparve la Madonna. E così anche oggi, anche questo 8 settembre del 2022, Vicenza si ferma per celebrare la sua Madonna, un momento di riflessione, di silenziosa attesa, di immobile preghiera, in questa antica oasi spirituale in cui la corsa del tempo rallenta e così la pagina di storia che stiamo vivendo diventa più chiara, più nitida. Si è aggravata la situazione a causa della guerra in Ucraina e le conseguenze poi anche sulle fonti energetiche che ci fanno prevedere magari un inverno più faticoso. Un inverno più faticoso, nuvole scure sopra un orizzonte indecifrabile, un futuro imprevedibile. Durante la messa solenne con il sindaco, il prefetto, le autorità e le personalità, il vescovo, Monsignor Beniamino Pizziol, trova nel mistero del tempo che passa, in quel che accade oggi, l'eco di quel che è già successo in passato. Ho citato proprio Michea, siamo nel 700 a.C., dove il popolo ormai è quasi allo stremo perché ci sono gli eserciti assiri che stanno per impossessarsi del popolo, le autorità non si comportano come dovrebbero e lui annuncia la nascita di un bambino, probabilmente il figlio di un re, ma come dire, ogni creatura che nasce, intanto dice che Dio non è ancora stanco di noi e questo è importante, ma ogni creatura che nasce è un futuro, che noi ci auguriamo futuro di pace, che è il termine poco usato anche in questa campagna elettorale, perché si parla più della guerra in Ucraina, si parla dei conflitti, si parla di bombardamenti, si parla dei profughi, ma noi dobbiamo veramente avere come segno quindi di negoziati dell'ONU, delle capacità di sedersi ai tavoli e ragionare insieme. Noi ci auguriamo che in questo anno questo possa accadere, cioè pace e giustizia.